Gli interclub ufficiali della Sicilia si riuniscono qui a Favara per parlare dei loro problemi, delle loro esigenze, delle loro realtà. Il presidente dell'Interclub di Favara, Lando Pecoraro. Sì, oggi stiamo facendo la seconda giornata nerazzurra. Il coordinamento nazionale e regionale hanno scelto Favara come sede ufficiale. Sono presenti in sede 37 club provenienti da tutta la Sicilia con i loro rappresentanti, quindi con i presidenti e i vicepresidenti, per discutere delle problematiche in modo particolare dei club siciliani, perché sappiamo tutti che raggiungere Milano per noi siciliani non è mai facile, con tutte le problematiche legate all'acquisto dei biglietti, ai portali che usiamo per l'acquisto dei biglietti e tante difficoltà che generalmente incontriamo nella vita sociale dei club per frequentare anche Milano e San Siro. Qual è la realtà del club di Favara? La realtà del club di Favara, chiaramente stiamo pagando pesantemente la pandemia che ha colpito tutti l'anno scorso, abbiamo perso circa la metà degli iscritti e stiamo ritentando di ripartire quest'anno sperando che le cose migliorino al più presto anche per avere più presenze all'interno del club. Gli interclub di Sicilia qui a Favara con la presenza di un'autorevole personalità di quello che è il Consiglio Nazionale degli Interclub. Per dire cosa alla periferia? No, io sono onorato di essere stato invitato qua dal coordinatore Francesco Scuderi e dal presidente dell'Interclub Favara, perché comunque quando noi giriamo i vari interclub per l'Italia o anche per il mondo siamo sempre in famiglia e conoscere gli amici della Nerazzurri, della famiglia siciliana è sempre un piacere. Sto scoprendo dei posti bellissimi e ci terrei a sottolineare insomma come a Milano non siate lontano da Milano. I tifosi siciliani sono veramente nel nostro cuore e la mia presenza, per piccola che possa essere, cerca di rappresentare questo, della vicinanza nonostante geograficamente non lo sia, tra la Sicilia e Milano. La pandemia ha un po' creato dei problemi nei club in generale. È stata dura per tutti e per l'associazionismo in generale e quindi per forza anche per noi è stato così, ma ci tengo anche qui a sottolineare che i numeri sono dalla nostra parte. I soci interclub sono stati comunque tantissimi anche in periodo di pandemia e quindi anche all'interno della società questa cosa non è passata inosservata, ma appunto è stato un plus per tutti i soci e per tutti gli interclub. I colori nerazzurri sicuramente nel cuore, tanti interclub regionali in Sicilia, il coordinatore della Sicilia. Sì, io sono contento, felice, soddisfatto e emozionato di questa giornata qui a Favara, dove noi ci stiamo riunendo in un momento storico difficile. Si riparte. Domenica scorsa allo stadio c'era lo striscione I am back, siamo tornati più forti di prima. Il coordinamento regionale quest'anno ha già superato i numeri pre-pandemici, stiamo arrivando a avere oltre 60 club in Sicilia, raggiungeremo a breve i 6.000 tesserati e per me che sono il rappresentante dell'Inter in Sicilia è una gioia enorme. Oggi abbiamo la fortuna, tra l'altro, non la fortuna, la bravura, e siamo stati ripagati avendo da Milano facente parte del direttivo nazionale del coordinamento, perché i risultati sono veramente grandiosi. A prescindere dai risultati in campo, questa è la famiglia nerazzurra siciliana.